Nato a Lovanio il 6 maggio 1987, è un calciatore belga, attaccante del Napoli e della nazionale belga. Questa è la storia di Ciro Mertens. Amici bellini, come state? Come andiamo? Fatemi spostare un attimo perché non mi piace il coso. Ecco, molto meglio, molto meglio. Allora, oggi vabbè, mi sono svegliato presto, poi ho aperto l'app OneFootball e sto vedendo qualsiasi cosa. Confermati casi praticamente dalla Gazzetta, altri due casi nell'Inter, dopo Skriniar e dopo Bastoni, il che mi aveva fatto pensare, adesso Conte ritorna a giocare, perché io voglio parlare di calcio giocato, l'avete visto l'intro? Io sto preparando il video per Mertens, di Mertens, su Mertens, voglio fare un video immortale. Perché sembra che qua stiamo facendo il telegiornale, capito? Esce la notizia, invece io vorrei fare dei video belli approfonditi di calcio e lo farò. Adesso questa è una parentesi per capire il caos che sta succedendo, perché qua rischiamo che veramente si ferma tutto, e giustamente, perché non è più nemmeno il caso, la bolla, tu dovevi giocare dell'Aure. Qua stiamo, e purtroppo sono i numeri, capito? Se il numero sale e tutti quanti sono coinvolti diventa difficile. Sull'app OneFootball io mi sono reso conto che Skriniar, Bastoni, anche Nainggolan e anche Gagliardini. Quindi si andrà a giocare? Non lo so, bisogna capire adesso i protocolli, i famosi fogli protocollo, che praticamente ci sono ancora dei dubbi che mi stanno assalendo. Voglio dire, se tu entri nella bolla, ok? Questa famosa bolla, dopodiché parti per la trasferta. Secondo me è tutto lì che diventa complicato spiegare. Tu ti metti in bolla perché magari è uscito un positivo, ma non è che puoi aspettare 15 giorni poi dopo che riparti. Quindi il Genoa è furioso e minaccia, a Verona gioco con la Primavera. Mi rendo conto, non hai giocatori abbastanza. È il Genoa che rende tutto più complicato ed espone una falla nel protocollo che può funzionare finché i casi sono pochissimi e isolati, ma se i casi diventano che praticamente ne abbiamo 4-5 per ogni squadra che escono giorno per giorno, la vedo complicata continuare. Allora si fa questa ipotesi NBA, in stile NBA, dove entrano in bolla completamente. Io mo me la devo studiare bene, perché io sto in America, se la dovrei dire io, e vi giuro che me la studio, e magari voi tenete d'occhio sempre il community tab, perché non posso sempre fare un video, non c'è tempo, però magari vi posso dare, capito, con una fotografia, una notizia anche scritta, se vi interessa, e vi ringrazio per seguire ogni cosa. Lasciate il like e iscrivetevi al canale. Insomma, la bolla, praticamente credo di aver capito che in NBA, e ditemelo, confermatevelo voi, loro vanno completamente in isolamento, è come se fosse un ritiro continuo, ho capito bene? E si può fare anche perché ci sono le strutture. Ora, questo è un altro problema che noi non abbiamo considerato. La Juventus, per esempio, ha il J-Hotel, ha delle strutture dove tutti quanti confortabilmente, detta in inglese, possono ritirarsi e rimanere isolati, e magari la famiglia ci vedremo tra 15 giorni, oppure ci vediamo tra 6 mesi. Guarda che va pure bene, io riflettevo su questa cosa qua. Voi siete dei lavoratori privilegiati, l'industria calcio vuole andare avanti perché ci sono molti interessi economici, benissimo. Allora fatelo il sacrificio, non mi sembra una cosa impossibile da fare. Sì, ci sta gente che va sulle navi e per 18 mesi non vede la famiglia, e perché hanno buttato stipendi a casa. Io, in questo momento, che ancora non posso tornare a suonare perché i locali non riaprono, i ristoranti sono chiusi, tutta l'industria dello spettacolo è bloccata, io se mi dicessero, guarda, riapriamo certi locali così tu puoi lavorare, però ti sta a casa e non puoi incontrare persone che non sono del tuo ambito lavorativo, io direi di sì, perché bisogna tornare a lavorare, io non ce la faccio più. Va bene fare i video YouTube e vi voglio bene perché mi tenete compagnia, tra l'altro, ma così rischiamo un blocco generale totale di tutto. È proprio complicato trovare una soluzione. Finché non arrivi questo vaccino dobbiamo resistere a chi ce la fa, a chi ha dei lavori che non comportano essere per strada, perché i numeri in Campania salgono vertiginosamente, molto di più di quando stavamo in lockdown, quindi fatemi capire. I numeri in Francia, numeri pazzeschi, ne parlavamo prima con gli amici bellini, allora diventa veramente una situazione complicatissima. Sullo sfondo, fatemi dire questa cosa perché non l'ho sentito, cioè
stavo ragionando su altre cose, sono capitato sul video di Fanpage, dove mio padre, che è un attore, ha fatto questo video di Fanpage. Tra l'altro io lo sto facendo diventare un meme, perché quando qualcuno vi dice per esempio dovete retrocedere, per esempio, io rispondo così. Che esagerazione, perché mio padre con quella che... Allora, copro su Fanpage, guardando dopo il video così, che Douglas Costa è stata svaligiata, la villa di Torino, non so dove, è stata svaligiata nella notte. Non lo so, notizie che di solito quando partono da Napoli, pum, i soliti napoletani. Adesso volete dire che i napoletani hanno svaligiato la villa di Torino? Ditelo, che vi devo dire? La mia risposta a certi tipi di provocazioni è TVB. Ho cambiato completamente il modo di fare. Se volete fare un ragionamento, noi possiamo anche ragionare. Se poi cominciate, napoletani, io su napoletani io vi rispondo, ti voglio bene, grazie per essere passato, perché non posso perdere tempo con gente che non lo merita. Al di là di questo si aggiunge a questo che hanno svaligiato anche Ronaldo, ma l'hanno svaligiato non a Torino, da un'altra parte. E allora dite, i napoletani? Smentisco clamorosamente subito proprio la mia ipotesi, non possono essere napoletani, perché cosa hanno svaligiato a Ronaldo oltre a poca roba, pare 200 euro, ma è possibile? Hanno svaligiato la maglietta della Juventus autografata, non possono essere napoletani, è chiaro, è evidente. Al massimo, e concedetemi la battuta, se vado a svaligiare Ronaldo e mi trovo con la maglietta così, ci faccio una sputazzata sopra e la lascio là in bella mostra sputata, se non peggio, ma non fatemi trascendere, io sono di un altro stile, vorrei essere di un altro stile, a meno che non siano napoletani poi tifosi della Juve, e allora lascio il tempo che trova, non facciamo illazioni, meglio di no. Insomma, l'Inter deve andare a giocare il derby senza questi giocatori. Ibra è ancora positivo, perché poi scopriamo che, asintomatici o meno, la cosa si può protrarre per parecchio tempo, e allora diventa complicato uscirsene. Per quanto riguarda la situazione del Napoli, io mi fermo, non faccio più opinioni, perché non siamo più all'opinione, bisogna vedere i fatti. Se qualcuno dice che il protocollo è stato violato per il fatto di Zielinski, quello che so io è che Zielinski già era a casa quando è arrivata la notizia della positività, quindi il protocollo è stato attuato, tutti isolati nelle proprie abitazioni, perché così. Se invece volete insistere sul fatto dell'ASL, che l'ASL non aveva l'autorità per causa di forza maggiore di fermarci, allora io insisto che dico che l'autorità c'è, perché i casi in Campania sono esagerati, e oltretutto dopo Genoa noi parliamo di una trasferta, quindi l'ASL ha detto chiaramente andreste in contatto con quello dell'aeroplano, con gli alberghi a Torino, con la squadra avversaria, quindi non si può fare, siamo oltre il lecito e la cosa, è pericoloso, stiamo entrando in una fase di contagi a go-go, e quindi non si poteva, anche quello è la motivazione che ti serve. Quindi io non capirei nemmeno perché si rigioca, però voi dovete essere puniti per forza. Mi sembra quasi dare un contentino all'altra narrativa, perché quello Agnelli su Sky ha detto a noi l'ASL non ci fermava perché evidentemente il Napoli ha sbagliato qualcosa. Ma come ti permetti? Ma chi sei? Il Napoli non è intervenuto ai microfoni di Sky a dire che tu hai telefonato a Suarez, quindi smettiamola, perché poi se andiamo nella scazzetta, la cosa divertente è proprio qui: ogni volta che succede qualcosa, tipo un rigore, no? Un Bernardeschi che la prende con le mani col Cagliari per esempio, c'è sempre un episodio subito dopo, o nella stessa giornata, uguale e contrario, cioè stessa dinamica valutato al contrario, e quindi loro sono pure sfortunati che si trovano sempre di fronte alla realtà dei fatti, che di fronte alla stessa cosa a loro vengono trattati in un modo e noi in un altro. Quindi noi, mentre siamo indagati, bisogna capire l'ASL perché li ha fermati, loro anche devono vedere l'ASL di Torino perché Buffon, Dybala, Ronaldo, quindi è diventata una barzelletta. Ed io personalmente, da New York, Valerio Fluido e tutto, io mi devo dedicare a fare il video di Mertens. Voi mandatemi cose su Instagram su Mertens, tutte le curiosità, tutto quello che volete, perché voglio fare una cosa approfondita per quanto riguarda questa cosa qua, e fare una serie di video speciali su quello che, per esempio, uno su Cavani ci sta bene, vediamo. Cavani, Manchester United, sarà ancora in grado di essere il Matador che conoscevamo?
queste sono le domande che ci dobbiamo porre. Di che vogliamo parlare più? Fatemi sapere nei commenti se avete altre cose di cui vogliamo parlare, ma perché no? Ma perché no? Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.